Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Schifani usa il pugno duro al termine della giunta regionale convocata d'urgenza dal presidente della regione. Arriva la sospensione dei dirigenti coinvolti nell'inchiesta Cuffaro, ma per l'opposizione i provvedimenti non bastano. Duravano da almeno 3 anni le indagini sul ritorno in politica di Totò Cuffaro, che intanto veniva informato delle indagini da almeno 3 diverse fonti. Sono dettagli che continuano a emergere dall'inchiesta della Procura di Palermo. E in un'altra inchiesta sulla sanità siciliana, la Procura di Palermo chiede 12 arresti per corruzioni nelle gare d'appalto negli ospedali Civico e Villa Sofia del capoluogo. Siracusa, un condominio fantasma creato a tavolino per accedere illecitamente ai fondi dell'agevolazione fiscale. Truffa sul superbonus per oltre 10 milioni di euro. A Palermo l'assemblea plenaria Harlem, Mediterraneo, siccità e possibili investimenti per la Sicilia tra i temi trattati nella 2 giorni di lavoro a Palazzo dei Normanni. Al Teatro Pirandello di Agrigento la mostra dello strumento musicale popolare, un'esposizione unica che coinvolge anche le scuole, la melodia come linguaggio universale di pace in grado di unire i popoli. E poi il calcio, per il Palermo e vigilia di campionato, domani per i rosanero c'è l'esame Juve Stabia. Inzaghi punta sulla formazione vittoriosa contro il Pescara. Catania, l'attesa dei tifosi. I rossazzurri tornano al Massimino e sarà la solita cornice di pubblico. Avversario l'Altamura, Toscano medita se lanciare dal primo minuto Caturano. Il Trapani deferito al Tribunale Federale Nazionale. Ben trovati, pugno di ferro del presidente Schifani con i dirigenti coinvolti nell'inchiesta sugli appalti truccati. Scattano sospensioni e provvedimenti disciplinari, ma non basta a spegnere le polemiche. Maglio Viola. Alla fine la giunta regionale di governo c'è stata, ma non nei tempi e nei modi raccontati nelle ultime 48 ore. Il presidente della regione, Renato Schifani, le sue decisioni le aveva già prese e agli assessori si è limitato a comunicarle in una seduta durata appena mezz'ora. Pugno duro con la dirigenza regionale coinvolta nell'inchiesta sui presunti appalti truccati. Sospensione a tempo indeterminato per la dirigente generale Letizia Di Liberti con il Dipartimento regionale della famiglia assegnato ad interim a Ettore Foti, già dirigente del Dipartimento Lavoro. In materia sanitaria la Giunta prende atto dell'autosospensione del manager dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone e l'assessore Daniela Faraoni la fa propria nominando commissario straordinario Chiara Serpieri. L'assessore San Martino invece avvierà un provvedimento disciplinare nei confronti del direttore generale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale Giovanni Tomasino. Infine il presidente Schifani personalmente ha chiesto all'assessore alla famiglia Nuccia Albano di revocare l'incarico al segretario Vito Raso, storico collaboratore di Cuffaro, al centro dell'inchiesta. Ma i provvedimenti non spengono le polemiche. Ismaele Lavardera parla di atto di ignavia politica, i 5 Stelle parlano soltanto di un buffetto, mentre il PD mette in scena un sit-in di protesta sotto Palazzo d'Orléans. Le responsabilità non sono soltanto in capo ai dirigenti, anzi sono soprattutto in capo alla classe politica che ci governa. Le responsabilità sono della Giunta e sono soprattutto del governatore Schifani. Troppo facile usare i capri espiatori dei dirigenti e degli amministrativi. Qua c'è una responsabilità politica gravissima. E duravano da almeno 3 anni le indagini sul ritorno in politica di Totò Cuffaro. I Ross avevano iniziato le intercettazioni durante la campagna elettorale per il comune di Palermo nel 2022. Sempre Maglio Viola. Non una sola talpa, ma ben 3 diverse fonti avevano informato l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro che a suo carico erano in corso intercettazioni. Sono dettagli che continuano ad emergere dai documenti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato alla richiesta di 18 misure di arresti domiciliari nei confronti proprio di Cuffaro, di Saverio Romano, Carmelo Pace e poi funzionari regionali, collaboratori e manager della sanità. L'unico ad essere indagato per rivelazione di segreto d'ufficio però è il tenente colonnello Palmintieri dei Carabinieri. Incidente
Occidentali le altre fonti. Da una parte il funzionario di polizia assegnato ai servizi segreti Paradiso, dall'altro un vecchio amico di Cuffaro, Mimmo Di Carlo, che sente per caso il genero parlare con un collega alla DIA. Tutti elementi che però per la procura fanno capire che Cuffaro era informato di essere nel mirino e per evitare le intercettazioni aveva dunque avviato una serie di stratagemmi, telefoni lasciati in altre stanze, incontri in luoghi pubblici e così via. Tutti elementi che non avrebbero però sviato le indagini del Ross. Indagini iniziate addirittura nel 2022 durante la campagna elettorale per il comune di Palermo, quando Cuffaro avrebbe incontrato Santo Castiglione, noto manager di un locale conosciuto a Palermo in passato, indagato perché sospettato di aver utilizzato soldi del boss Capizzi nel suo locale, indagine che poi fu archiviata. Con lui Castiglione avrebbe condiviso la candidatura al consiglio comunale di Daniele Papa, che non riuscì però a diventare consigliere. Fra gli incontri intercettati in quegli anni, anche quello organizzato da Castiglione fra Cuffaro e la moglie del presunto boss Capizzi, un incontro che però per la procura non avrebbe alcuna rilevanza penale. Ma c'è un'altra inchiesta sulla sanità siciliana. La Procura di Palermo chiede 12 arresti per corruzione nelle gare d'appalto negli ospedali Civico e Villa Sofia del capoluogo. Figura considerata centrale dagli investigatori quella del commercialista corleonese Antonino Sciacchitano, già ai domiciliari. Il servizio di Roberta Lunghi. Sanità siciliana ancora una volta sotto i riflettori della Procura di Palermo, che ha chiesto 12 arresti, 8 dei quali in carcere, 4 ai domiciliari e 3 interdittive per altrettante società. In una indagine che ricostruisce un sistema di tangenti e appalti pilotati tra aziende pubbliche, gli ospedali palermitani Villa Sofia, Cervello e il Civico, e le imprese private. Al centro delle indagini c'è ancora Antonino Maria Sciacchitano, 65 anni, il commercialista originario di Corleone, già posto ai domiciliari nel mese di giugno scorso nel primo filone dell'inchiesta Sorella Sanità Bis. Per lui arriva un'altra richiesta di detenzione in carcere. Sciacchitano avrebbe incassato una mazzetta di 25.000 euro per agevolare imprese amiche nella fornitura di materiale chirurgico, macchinari e dispositivi medici. Tra gli episodi più recenti, la gara da 47 milioni di euro per la sterilizzazione del materiale chirurgico del Civico. Tra le richieste ai domiciliari con braccialetto elettronico anche la palermitana Alba Cristodaro, 47 anni, responsabile unico del procedimento all'Arnas Civico di Palermo. Le 3 società coinvolte, Servizi Ospedalieri e Medical e Pacifico SRL, rischiano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. Tragedia all'ospedale di Agrigento. Un uomo di 47 anni muore dopo 2 interventi chirurgici. La procura apre un'inchiesta e indaga 4 medici per omicidio colposo. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Davide Sarto. È morto a soli 47 anni dopo 2 interventi chirurgici. Una tragedia su cui la procura di Agrigento vuole fare piena luce. L'uomo di Porto Empedocle sarebbe deceduto per una sospetta occlusione intestinale. La polizia ha già sequestrato le cartelle cliniche. 4 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio sono stati iscritti al registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, necessario per consentire loro di partecipare all'autopsia e difendersi da eventuali accuse. Tutto è cominciato il 29 ottobre, quando l'uomo si è presentato al pronto soccorso con forti dolori addominali. Dopo i primi accertamenti è stato ricoverato in chirurgia, dove è stato sottoposto a un intervento. Dopo l'operazione è stato trasferito in rianimazione. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma dopo qualche giorno è sopraggiunto un nuovo peggioramento. I medici hanno deciso di intervenire di nuovo, ma il paziente è morto il giorno successivo. La procura ha nominato un consulente medico legale per stabilire cosa abbia provocato la morte. Anche la famiglia, assistita dal proprio legale, vuole chiarezza e giustizia su una vicenda che ha scosso l'intera comunità empedoclina. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa una nuova truffa legata ai bonus edilizi. Un'impresa di costruzione aveva creato un condominio fantasma per accedere al superbonus 110%. Sequestrati beni e crediti per oltre 10 milioni di euro. Emanuela Corsi.
Un condominio fantasma creato a tavolino per accedere al superbonus 110. È l'ultima truffa sui bonus edilizi scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Tra gli indagati una società e 10 persone fisiche. Secondo la procura, la truffa, ideata dal rappresentante di una società di costruzioni siracusana, è partita dall'acquisto per circa 1 milione di euro di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati. Dopo l'acquisto la società ha proceduto alla frazionamento catastale dell'immobile, ricavando 101 unità tra appartamenti, box out e moto, e successivamente alla stipula di 5 contratti preliminari di vendita con persone compiacenti, tra cui la moglie del rappresentante legale e alcuni familiari dei soci, che hanno inscenato un'assemblea per costituire il condominio. In questo modo è stato possibile simulare l'esistenza di un condominio, requisito necessario per accedere alle agevolazioni fiscali, ottenendo indebitamente crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Grazie al superbonus, l'ex albergo è stato trasformato in questo moderno complesso residenziale. Al termine dei lavori, la società ha inviato all'Agenzia delle Entrate un'istanza per il riconoscimento di crediti d'imposta per circa 15 milioni di euro, ottenendo agevolazioni per 10 milioni. Un'operazione illecita, visto che le agevolazioni fiscali previste dal superbonus 110 non possono essere ottenute per l'esercizio di attività d'impresa e per ristrutturare un immobile a spese dello Stato al fine della successiva vendita degli appartamenti. E una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio a Catania dopo una mattinata di tempo incerto. In pochi minuti le strade si sono allagate. Il maltempo ha colpito anche il resto della Sicilia, in particolare la bomba d'acqua ha colpito Siracusa con strade bloccate e viabilità in tilt. Piazza Euripide si è completamente allagata. Dopo un paio d'ore tutto è tornato alla normalità, ma il maltempo non ha risparmiato altre città, da Messina a Palermo, da Caltanissetta ad Agrigento, dove si sono verificati temporali. E cambiamo argomento, andiamo a Palermo, l'assemblea plenaria Harlem, Mediterraneo siccità e possibili investimenti per la Sicilia tra i temi trattati nella 2 giorni di lavori a Palazzo dei Normanni. Marco Gullà. Migranti e siccità sono stati i temi trattati nel corso dell'assemblea plenaria Harlem, per la prima volta svoltasi a Palermo, a Palazzo dei Normanni. La riunione dell'Harlem, ovvero l'assemblea regionale e locale euro-mediterranea, di cui fanno parte 80 membri provenienti dai paesi dell'Unione Europea e dalle 16 nazioni partner del bacino mediterraneo, ha evidenziato come lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo sia la priorità per gli enti locali e regionali dell'area. Nella prestigiosa Sala d'Ercole, 2 giorni in cui si è discusso di quanto importante è il ruolo di paesi come la Sicilia nel bacino del Mediterraneo. Abbiamo organizzato un evento di caratura internazionale in un momento molto delicato a livello politico, che cerca di far cooperare tutti i paesi del Mar Mediterraneo. La 16ª plenaria per la prima volta si fa a Palermo e questo è certamente un motivo di orgoglio da Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per aver fatto sì, insieme a tutto il gruppo organizzativo di Bruxelles e gli uffici, di poter organizzare un evento di questa caratura e poter cercare di trovare delle soluzioni che vadano nel verso di quella che è la crisi idrica, di quella che è relativa ai flussi migratori. Investimenti nel Mediterraneo e in Sicilia tra gli obiettivi della 2 giorni di lavori. Ci sono 3 pilastri principali di questo patto. Il primo riguarda le persone e in particolare i giovani, quindi parliamo di educazione, di formazione, di upskilling, quindi riformare le persone che magari hanno bisogno di essere riformate, e questo è uno dei pilastri principali di questo patto. Catania si candida a capitale italiana della cultura 2028, tra luci e ombre di una città che sogna il riscatto. Eva Spampinato. La città della cultura non è soltanto quella di chi fa abitualmente cultura, ma chi si è impegnato in questo progetto molto ambizioso. Catania si candida a diventare capitale italiana della cultura 2028, una sfida ambiziosa che profuma di riscatto, ma impone anche uno sguardo lucido sulle ferite ancora aperte della città, dal degrado urbano ai servizi carenti, dalla dispersione scolastica a un centro storico che alterna splendore barocco e abbandono, da una mobilità sostenibile che non esiste alle nuove piazze ristrutturate con l'augurio che non vengano presto vandalizzate, fino all'ennesimo colpo duro subito dai cittadini, che ha un colore, il blu,
non quello del cielo, ma quello delle strisce. Eppure, dietro i problemi pulsa una vitalità che non si arrende. L'amministrazione comunale invita i cittadini a fare squadra, a trasformare questa candidatura in un laboratorio di orgoglio collettivo. Deve partecipare, deve continuare a partecipare, deve seguirci, deve seguire la candidatura e sentirla sua, avere un orgoglio positivo, ovviamente non esclusivo, come dire, troppo borioso, di far parte di questo progetto e sentire di avere qualcosa da insegnare al resto del paese e alle altre città. Catania ha una misura di città per cui non è troppo grande, non è troppo piccola e per cui questo sviluppo, questa crescita non è foriera, non è sinonimo di diseguaglianza, si cresce senza lasciare indietro nessuno. Perché se Catania vuole davvero essere capitale della cultura, deve prima tornare ad essere capitale di se stessa. Un viaggio tra suoni e culture dei 5 continenti al Teatro Pirandello di Agrigento, mostra dello strumento musicale popolare mondiale Claudio Crescenzo, un'esposizione unica che coinvolge anche le scuole. Davide Sarto. Un mondo di suoni, tradizioni e culture racchiuso in un'unica mostra. Al Teatro Pirandello di Agrigento è aperta la mostra dello strumento musicale popolare mondiale Claudio Crescenzo, un percorso affascinante tra strumenti provenienti dai 5 continenti. Tamburi africani, flauti andini, ghironde europee, sitar indiani. Ogni strumento racconta una storia, un popolo, un'emozione. L'esposizione, promossa dalla Comune di Agrigento nell'ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è realizzata con le associazioni Fabaria Folk e Gergent. Aperta anche alle scuole, la mostra offre agli studenti l'occasione di conoscere da vicino le diverse tradizioni musicali del mondo e di scoprire l'eredità lasciata da Claudio Crescenzo, appassionato, collezionista e studioso. Una collezione nata da mio padre Claudio Crescenzo, che durante tutti i viaggi fatti con il gruppo folcloristico ma anche personalmente ha raccolto questi strumenti nelle varie nazioni e adesso li mettiamo in mostra per far conoscere agli agrigentini, alle scolaresche e naturalmente ai turisti che verranno qui al Teatro Pirandello. Un viaggio tra suoni, culture e ricordi che unisce passato e presente nel segno della passione e della conoscenza. E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani va alla ricerca di punti e conferme contro la Juve Stabia. Inzaghi non dovrebbe cambiare formazione rispetto all'ultimo match vinto contro il Pescara. Marco Gullà. Se il Palermo è realmente guarito, occorrerà un'altra prova. E allora la partita di domani al Mente di Castellammare contro la Juve Stabia sarà radiografica sullo stato della squadra di Inzaghi. Al Palermo, dopo la vittoria sul Pescara, occorre un'altra vittoria prima della sosta. I campani stanno attraversando una fase negativa sia sul piano tecnico che fuori dal campo, ma contro il Palermo, ultimamente, hanno sempre sfoderato grandi prestazioni, come nel primo turno playoff della stagione scorsa. Inzaghi sembra intenzionato a confermare in larga parte la squadra che ha vinto e convinto contro il Pescara. Un cambio però sarà inevitabile. Gomez è infortunato e dovrebbe rientrare soltanto dopo la sosta. Anche Gyasi resterà ai box. L'allenatore rosanero potrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2, mantenendo così equilibrio e continuità rispetto all'ultima uscita positiva. In attacco Brunori è favorito sull'Edu Aron nel consueto ballottaggio per affiancare Poyampalo. Il capitano, reduce dal suo primo gol stagionale, potrebbe partire titolare per la prima volta in trasferta. Palumbo sarà ancora schierato come mezzala. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Attesa per Catania Altamura, domenica al Massimino. Toscano ritrova Pieraccini in difesa, ballottaggio davanti tra Forte e Caturano, anche se sono diverse le ipotesi che l'allenatore sta valutando. Francesco Triolo. È la corsa al biglietto a certificare l'attesa che si vive per la partita di domenica pomeriggio, quando il Catania ospiterà al Massimino il team Altamura. Più di 3.000 italiani venduti dall'apertura della prevendita. Curva Nord esaurita già da mercoledì, a breve anche la Sud, una previsione di 17.000 spettatori pronti a spingere i rossazzurri. Il pari di Caserta ha lasciato la voglia di rifarsi, non solo nella squadra ma in tutto l'ambiente. Il primo posto è a portata di mano e la squadra di Toscano non ha proprio voglia di fermarsi.
L'allenatore in settimana ha provato diverse soluzioni in vista del match contro i pugliesi. La squalifica di Gherardi può essere, attutita dalla disponibilità di Pieraccini, che seppure ha lavorato inizialmente a parte, può considerarsi a disposizione. A centrocampo invece si va verso la conferma della coppia di Tacchio-Quaini, ma non è da escludere un'altra ipotesi, quella dell'inserimento dal primo minuto di Jimenez. In attacco si parte con un ballottaggio tra Forte e Caturano per la maglia di prima punta, ma non è escluso che possano giocare insieme. In quest'ultimo caso Ciccerelli dovrebbe essere l'uomo che agirà dietro, con Lunetta inizialmente in panchina, pronto per essere gettato nella mischia e cambiare il ritmo alla gara. Del resto, proprio Lunetta ha dimostrato di avere un grande impatto proprio a partita in corso. Rischia un'altra penalizzazione il Trapani, la società Granata deferita al Tribunale federale per non aver rispettato la scadenza del 16 ottobre per il pagamento di una parte degli stipendi, nonché quanto dovuto a INPS e IRPEF, deferiti contestualmente il presidente Valerio Antonini e 2 dipendenti della società. Franco Camarrasana. Rischia di dover scontare altri punti di penalizzazione il Trapani, oltre quella di 8 punti che sta scontando per irregolarità amministrative relative alla scorsa stagione. Il procuratore federale ha deferito infatti la società Granata al Tribunale federale per non aver provveduto entro la scadenza del 16 ottobre al pagamento di una parte degli stipendi, nonché al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF. Deferiti anche il presidente Valerio Antonini e i dipendenti Vito Giacalone e Andrea Oddo e il sindaco unico della società Salvatore Castiglione per aver effettuato il pagamento attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato al Trapani Calcio dedicato al pagamento di INPS e IRPEF e per altre irregolarità amministrative. Alla società Granata è stata contestata anche la recidiva, considerato che la scorsa primavera gli è stata comminata un'altra penalizzazione. Sulla questione la società ha comunicato di aver inviato alla Procura federale tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati ai giocatori e i versamenti di INPS e IRPEF. Non specifica però se ha rispettato la scadenza del 16 ottobre, cosa che le avrebbe evitato il deferimento. Una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.